Qualche mese fa gli industriali, o perlomeno il vertice di Confindustria Veneto, ha espresso delle riserve, no? Sull'indipendenza, ha detto ma ci mancherebbe altro, poi cosa facciamo? Ci chiudiamo in un guscio e non abbiamo più rapporti industriali, relazioni con gli altri paesi? Che cosa risponde? Guardi, io sono stato in audizione di Confindustria l'altro giorno, era a porte chiuse, però il mio pensiero l'ho ribadito, come l'ho detto qua l'ho detto a loro. Creda che mi hanno guardato con entusiasmo, mi hanno ascoltato con molta attenzione, in qualche passaggio non volava una mosca. E quindi io ho esposto loro, dico guardate che voi avete un progetto grandioso, bellissimo, io me lo sono studiato perché per rispetto nei loro confronti sono andato preparato all'esame, però io ho detto vi devo fare una premessa, perché non possiamo parlare delle conclusioni se non conosciamo la premessa. Io non parlo di autonomia, parlo di indipendenza. Il vostro progetto potrà attuarsi se voi condividete questo cambiamento epocale e dovreste essere voi i primi a investire in questo cambiamento. E portavo loro l'esempio, tra l'altro un esempio che conosco da vicino, che ho contribuito a mettere in moto, di una relazione tra associazioni imprenditoriali della piccola e media impresa del Veneto con le equivalenti, corrispondenti associazioni in Catalogna. In Catalogna sono 6.000 imprenditori in rete che vogliono indipendenza, perché guardano il loro futuro, vogliono competere alla pari. Questa Europa non ci consente di competere alla pari. L'Europa, finché non arriva a una tassazione omogenea in tutti i territori, non è Europa, è una finzione, è quella della moneta, è quella del Parlamento europeo che dà le direttive che poi l'Italia deve interpretare, che poi la Regione deve applicare per le sue competenze. Abbiamo passaggi sempre più intriganti, sempre più di appesantimento, bisogna snellire, semplificare. E quindi voi, l'imprenditore, dico, come può accettare di vivere una posizione da subalterno, ancillare rispetto a istituzioni che falliscono quotidianamente negli obiettivi, che non sanno vedere i bisogni dell'imprenditore? Poi una cosa che li ha colpiti molto, è stata anche questa. Dico, guardate, io ho fatto una sintesi. L'imprenditore chi è? È colui che assume il rischio dell'impresa. Cioè uno che mette risorse proprie, mezzi, patrimonio, know-how, personale, una storia magari anche familiare o comunque un'iniziativa partita dal basso e quindi tutto il suo impegno, il suo sapere, le sue capacità per realizzare un prodotto o fornire un servizio. E quindi progetta al centesimo, non può sbagliare perché se sbaglia fallisce, e tutto va a rotoli, va in malore. E dico, nel mentre tu imprenditore stai facendo questo, hai rispetto agli altri tuoi competitori mondiali, che cosa? Un rischio che gli altri non hanno, il rischio Stato, il fardello dello Stato, che ti mette strada facendo nuove imposizioni che tu non avevi previsto, non potevi prevedere, addirittura con effetto retroattivo talvolta, certamente non previste, quindi, oppure norme, adempimenti che ti aggravano le procedure, appesantimenti di ogni natura. Dico, non puoi andare avanti con il rischio Stato. Lo Stato deve essere una garanzia, un sostegno, non un fattore di rischio. Da noi è un fattore di rischio e poi è quello che preleva la quota più elevata. Siamo arrivati, secondo i dati Unioncamere, 67,8 o 68,7% di prelievo fiscale, cioè è un salasso, è un esproprio. Il professor Pascal Salin, che abbiamo avuto ospite a Castelbrando l'anno scorso, che ha scritto un bellissimo libro, si chiama Tirannia fiscale, sembra adatto proprio al caso Veneto. Questa è una colonia ormai. Se gli imprenditori non capiscono questo, evidentemente sono responsabili del loro fallimento. Tenga presente che la stragrande maggioranza degli imprenditori veneti se la sfanga, per usare una brutta parola, solo perché esporta all'estero. Ormai io le vedo, ne ho visitate anche in questi giorni molte imprese, e alcune anche veramente di eccellenza, straordinarie, non voglio fare i nomi, ma ne ho visitate più di qualcuna, con grande simpatia mi hanno accolto, mi hanno presentato i dipendenti, ma la stragrande di quelle che ho visto io che funzionano, che tirano, che vanno, è perché esportano all'estero il 70-80%, e quindi si salvano con l'estero. Ma quelli che hanno una produzione riservata all'interno sono là che o hanno settori di nicchia, allora c'è qualche settore di nicchia che se la cava, ma la stragrande maggioranza è boccheggiante. E dico, voi chiedete autonomia, chiedete al nuovo governatore del Veneto di interpretare un cambiamento per via dell'autonomia, quando lo Stato se la deve prendere sempre di più. Ecco l'errore di prospettiva. Quindi io mi auguro che anche gli imprenditori, come fanno i catalani, siano dalla parte del cambiamento, se vogliono continuare a fare gli imprenditori. Quando si tratterà di fare opposizione a questo neocentralismo, come lo eserciterete? Come eserciterete questa opposizione? Nel senso che dalla periferia come si fa a combattere uno Stato
che voi non riconoscete, tra l'altro, no? No, noi lo riconosciamo come interlocutore. Lo vogliamo come interlocutore dall'altra parte del tavolo, ma io credo che bisogna agire di fatto, come accennavo prima, quindi bisogna creare degli atti politici, dei passaggi istituzionali ben precisi e grazie a quelli andare avanti, cioè mettere sul tavolo già qualcosa di concretizzato. Io dicevo prima, lo ripeto, se noi riusciamo a indire questo referendum, a farlo concretamente, usando una forzatura di legalità, io uso tra virgolette questa espressione, vuol dire rimanere nell'alveo del diritto e se lo Stato abusa delle sue prerogative, in qualche modo superarlo, invocando la democrazia e la libertà. Se tu crei questa situazione, vai poi a metterti in una condizione di trattativa mostruosa, e quindi quello è il punto, creare un punto di aggregazione di consenso politico e di atti politici per cui lo Stato non può che prendere atto della forza di questo territorio, di questo popolo che è il popolo veneto.